ascoltato, perché gliel'ha spiegato l'ingegnere Lazzarini che è qua. Allora le è stato spiegato che questi lavori sono stati fatti, naturalmente la ditta che stava eseguendo i lavori del municipio, e la determina non è stata fatta. Chiedevo, sa, perché potrei aver capito male, allora chiedevo conferma, siccome poi gli argomenti che sono stati trattati in un pomeriggio di 3 commissioni erano parecchi, volevo una conferma. Ecco, sì, era un punto dolente, mancavano i componenti della commissione di maggioranza. Era evitato. Sì. Non mancava, era evitato. Sì, al momento in cui è stata chiamata. Non c'era il componente della maggioranza. La ringrazio per avermi interrotto, magari no, era però sempre manovale. Certo, lei può interrompere sempre, ma il regolamento non lo consente. In ogni caso, prendiamo atto che si tratta. C'è un presidente per intermediare. Prendiamo atto che si tratta di debiti fuori bilancio per la ultimazione, se poi alla fine non ve ne saranno in futuro, dell'ex municipio, che poi in realtà è ancora il municipio, e che quindi evidentemente non c'erano i soldi, ma pur di finirlo in tempo utile per assicurare a qualcuno la possibilità di fregiarsi di aver ultimato l'opera, sono stati sostenuti. Il voto, come dicevo prima, è contrario. Sono altri interventi? Consigliere Giro, prego. Premesso che il voto sarà contrario, spero di fare una domanda retorica al vice sindaco. Sono gli ultimi soldi? Assessore, prego. Mi collego un secondo per rispondere anche al consigliere Bonini. I lavori gli sono stati spiegati in commissione, altri lavori non ce ne sono, abbiamo chiuso l'opera, ma sicuramente non per garantire qualcuno, come dice lei, o per far lustro a qualcuno, ma soprattutto per far lustro a questa città. E sui lavori del municipio sono state fatte, come spiegato in commissione, anche altri lavori che non erano relativi al municipio. Noi abbiamo anche spiegato i sottoservizi e quant'altro, ma evidentemente ancora una volta si cerca sempre di screditare. Credo che quell'opera ad oggi sia un'opera che comunque tutti ci invidiano, forse lei no, però è comunque riceviamo complimenti tutti i giorni ed è a uso di tutti i cittadini. Sulle opere le ho spiegate, anzi gliel'ha spiegate meglio l'ingegnere Lazzarini, di quello che erano stati fatti. C'è una lista di tutto quanto, quindi è stata fatta una miglioria per una sede, ma anche sono state portate delle migliorie dei sottoservizi e quante altre opere che sono state spiegate. Per quanto riguarda invece il consigliere Giro, torno a dire, sono le ultime, abbiamo chiuso, e con questo riconoscimento di debito, che ci si preoccupa molto del debito fuori bilancio, siamo noi stessi che lo mandiamo anche alla Corte dei Conti, abbiamo chiuso il lavoro, quindi non abbiamo più nulla da dare. Grazie. La risposta dell'assessore, chiamandomi in causa e attribuendomi valutazioni o espressioni personali, da quanto meno io certo non ho mai detto, attribuendomi valutazioni personali, non ho mai espresso, come dire, una contrarietà a quella che potrebbe essere un'opera utile o necessaria per il comune di Cavo, tanto perché sia chiaro. Quello che esprimevo, e vale la pena, visto che non l'ha capito l'assessore, confermarlo, è che gli impegni di spesa vanno presi quando i soldi ci sono e si mettono a bilancio. Diversamente gli altri si rimandano, non si fanno solo per arrivare in tempo utile per la fine del mandato di qualcuno. Consigliere Favaro, prego. In merito alla risposta data dall'assessore ai lavori pubblici Teggio, assessore, è alquanto singolare che per realizzare opere che abbiano un interesse pubblico, come lei dice è avvenuto in questo caso, cioè i sottoservizi o opere di arredo urbano, quindi opere assimilabili a opere pubbliche, per cui se dobbiamo pagarle noi col bilancio comunale vuol dire che sono opere pubbliche a tutti gli effetti, lavori pubblici a tutti gli effetti. Beh, ma non credo che le opere pubbliche
pubbliche connesse a quel PIL-UEA siano riducibili a 80.000 euro. Ce ne sono la piazza, la fontana e tutta la viabilità che è stata riordinata in marciapiedi erano già compresi nel piano finanziario di quel PIL-UEA ed erano in qualche maniera tenute in considerazione o con scomputo di oneri o con altre forme di compensazione. Quindi quel che è strano in questo caso è che ancora una volta, come è già successo in svariate occasioni per quel PIL-UEA, che evidentemente qualcuno ha sbagliato i conti, ma non sulle virgole, sui centesimi, ha sbagliati su cifre dell'ordine di grandezza di centinaia di migliaia di euro, perché se sommiamo, questa sembra essere l'ultima goccia, però se sommiamo tutte le cifre precedenti che il Comune ha dovuto sborsare e che non erano preventivate inizialmente nel piano finanziario PIL-UEA, arriviamo a cifre, mi potrà confermare anche il capogruppo commisso, dell'ordine del milione e mezzo. Quindi alla fine complessivamente si viene a fare un bilancio, a trarre un bilancio finale da questa vicenda, forse con un piccolo mutuo e mettendo poi il resto in contanti come è stato fatto per pagare la società immobiliare. Abbiamo potuto benissimo sobbarcarci noi l'onere come a carico del bilancio comunale di ristrutturare la sede del municipio senza ritrovarci di fianco l'ecomostro. Questa è la morale della favola. Pertanto poi se qualcuno ha autorizzato, non penso che questi lavori siano stati fatti dall'impresa, dalla società immobiliare di propria iniziativa. Evidentemente ci sarà stato qualcuno che glieli ha chiesti o glieli ha autorizzati. Ecco, volevo capire in che forma sono stati chiesti e in che forma sono stati autorizzati questi lavori. Ed è grave che siano stati chiesti e autorizzati senza una copertura economica, perché se adesso veniamo qui a chiedere il riconoscimento del debito fuori bilancio vuol dire che ci sono state delle opere pubbliche commissionate, lavori pubblici commissionati senza copertura di bilancio. E la cosa è alquanto è fuori da ogni criterio, è fuori da ogni presupposto normativo a quanto pare. Assessore Teso, io le dico solo anche perché mi sembra che il suo capogruppo avesse fatto la dichiarazione di voto, non vorrei sbagliare o aver capito male, però mi sembrava questo. Comunque le torno a dire, poi c'è la copia della delibera e quant'altro, e qualsiasi dato lei vuole avere venga pure in municipio a chiederlo, ma le è stato detto che le opere che sono state fatte, i lavori, sono funzionali all'opera stessa, quindi, ed è anche stato letto in fase di delibera, avente ad oggetto l'esecuzione di nuovi lavori ed opere implementative in relazione alle esigenze volte alla migliore funzionalità della nuova sede. Questo è quello che dico in assoluta tranquillità. Poi nel fatto che lei contesta chi ha fatto i conti, che li ha sbagliati e quant'altro, questo è una sua idea, la metterà. Chiudiamo la discussione, mettiamo i voti favorevoli, 12, contrari, 4. Il punto viene approvato, mettiamo i voti di immediata eseguibilità, voti favorevoli, 12, contrari, 4. Grazie, la seduta è conclusa.